Un post sull'efficacia o meno della chemioterapia pubblicato su Facebook dall'assessore ai lavori pubblici del Comune di Venezia ha scatenato reazioni e polemiche. Eccolo. Zaccariotto commenta, allegando l'articolo, la sentenza di condanna di due genitori che hanno rifiutato la terapia in questione per la figlia malata e poi morta. La chemioterapia, si legge, non funziona, arriva la conferma dell'OMS. Zaccariotto si limita a scrivere vero o non la sua opinione personale, come sostengono in molti, cui lei risponde. Ma che è assolutamente errato, nel senso che il mio post dice vero o puntini puntini non vero, per aprire un dibattito rispetto a una serie di informazioni che possono essere date molte volte anche sbagliate su un tema di grande sensibilità qual è quello della chemioterapia, e credo che una persona che è coinvolta in un problema simile, di fronte a queste notizie ognuno può aggrapparsi, no? E quindi anche cadere in notizie che possono non essere vere. Quindi lo spirito era quello di aprire un dibattito, ovviamente in rete, che potesse essere produttivo e utile a tutti in termini di informazione corretta. Zaccariotto poi chiarisce ulteriormente, chiarimento che qualcuno ha voluto interpretare come una scusa, ma che scusa non è. Ho scritto mi dispiace che sia stato, non mi scuso. Io uso il termine mi dispiace, non ho detto mi scuso, quindi mi dispiace è un'altra cosa, mi dispiace che sia stato mal interpretato perché lo spirito era quello di aprire un dibattito. Se non è andata così mi dispiace.